Uno. Buonasera a tutti! Oh. Grazie. Grazie, ma non è ancora cominciato. Allora vi spiego questa serata. Questa serata è una serata davvero speciale. E, non solo perché è il 60° della tragedia del Vajont, ma perché Marco Paolini, che esattamente 30 anni fa decise di fare il famoso monologo sul Vajont, ha deciso quest'anno di fare una cosa pazza, completamente pazza. Quindi, in contemporanea, mentre noi siamo qui, la pubblicità dice in più di 100 teatri, abbiamo calcolato che sono quasi 200 in realtà, in quasi 200 teatri in tutta Italia c'è una situazione identica a questa, con degli attori sul palco che leggeranno non il monologo di Paolini, ma una riscrittura che lui ha fatto e che ha girato a tutti i teatri. Quindi tutti i teatri d'Italia contemporaneamente in questo momento avranno lo stesso testo che viene letto, nel nostro caso da 3 attori, in altri casi da 20 attori. Noi però non siamo soli, perché abbiamo anche gli allievi dell'Accademia da Ponte, che saranno qui dietro e vedrete fra poco, che ci aiuteranno come un coro greco a portare avanti la storia. Cos'ha questo teatro e questa serata di diverso da tutti gli altri 200? Che noi abbiamo gli alpini. Punto. Quindi abbiamo già vinto, potete già uscire se volete, abbiamo già vinto. E perché abbiamo gli alpini? Perché in realtà qualche giorno fa, ma davvero qualche giorno fa, è arrivata una telefonata degli alpini che dicono: ma perché non facciamo qualcosa per il Vajont? Noi eravamo un po' in forse, sapevamo di questa cosa, però c'erano un po' di problemi con il teatro, non si sapeva se potevamo averlo o altro. Mirko subito è venuto da noi e ha detto: perché non facciamo una cosa per il Vajont? Ho detto: porca miseria. Allora, la voglia di farlo era tanta, il tempo per prepararsi non c'era. Infatti quello che vedrete stasera è stato veramente preparato a tempo di record. Una cosa del genere noi in tanti anni non l'abbiamo mai fatta. Però giuro che ci metteremo davvero tutto quello che possiamo. E lo facciamo e l'abbiamo fatto gratuitamente, quindi nessuno di noi prende soldi. I soldi che avete pagato servono solo a coprire le spese giustamente di SIAE, che poi saranno versate in beneficenza, eccetera, eccetera.
Però l'abbiamo fatto perché davvero ci crediamo. Quindi tutto quello che vedrete stasera sul palco, ve lo posso assicurare, è fatto davvero con il cuore, tanto cuore, sia da parte del Coro degli Alpini, da parte dei ragazzi che stanno con noi dietro e da parte nostra dei 3 attori che proveranno a leggere, che proveranno a rendere onore a quello che è stato questo monologo magico. Quindi è una serata davvero particolare ed è una serata davvero per unirci e ricordare. Ricordare non tanto la tragedia del Vajont e basta, ma ricordarci che quella tragedia ha una sua storia, ha una genesi, ha un percorso. E questi percorsi li vediamo continuamente, ancora, oggi, ma semplicemente facciamo finta di non vederli come all'epoca hanno fatto finta di non vederli. Tutto in nome del profitto. Ecco perché secondo me il fatto che sia veramente un'azione di teatro civile, lo è davvero, è un'azione di teatro civile stasera. Essere tutti nella stessa stanza, noi che leggiamo, voi che ascoltate, siamo la stessa cosa, e tutti contemporaneamente cercare non solo di rivivere quello che è stato la tragedia del Vajont, ma soprattutto cercare di capire perché continuano a esserci queste cose. In fondo lo sappiamo, però non facciamo niente. Ecco, questa vuole essere una serata contemporaneamente in tutta Italia, in realtà anche qualche teatro all'estero partecipa, per capire assieme questa cosa. Poi nel finale io vi chiederò anche di intervenire, perché deve essere uno spettacolo di tutti. 2 raccomandazioni. Spegnete i telefoni. Sì, stavo dicendo una parola. Mi raccomando, non metteteli in silenzioso, che pensavo di averlo messo in silenzioso invece. Spegneteli. Spegneteli. E vi spiego perché. Perché molto spesso, quando ci sono degli spettacoli teatrali, io a volte mi metto in fondo e c'è una cosa che si vede, perché il soffitto è bianco, e ogni tanto qualche schermo che si accende di qualcuno che, visto che si sta annoiando, aspetta che guardo Instagram. Tranquilli, in 1 ora e mezza di spettacolo non vi scriverà l'amore della vostra vita. Tranquilli, se vi scrivono rimane lì, non è che l'internet vi cancella le cose, dopo 1 ora e mezza è ancora tutto lì. Ve lo chiedo davvero, perché allora sì riusciamo a creare un'atmosfera, allora sì ha senso tutto quello che facciamo, perché altrimenti no, perché rubare il posto a qualcuno che voleva venire se poi devo stare tutta la sera col telefono? Quindi mi raccomando, spegnetelo, lo ripeto ancora, spegnetelo. E lo ripeto ancora, spegnetelo. Sappiate che io questa operazione la faccio da 30 anni ormai e regolarmente, che sei uno che suona il telefono. Regolarmente. Sì. Poi, allora, un ultimo consiglio, e poi andiamo a cominciare, che dobbiamo stare stretti con i tempi. Un ultimo consiglio. Chi ama andare a teatro a mangiare le caramelle? E ora, vi spiego una volta per tutte come che funziona. Volete mangiare la caramella? Mangiatela, ma scartatela veloce. Non è che se la scartate lenta si sente meno. Se la scartate lenta rompete solo le scatole di più. Quindi la volete mangiare, pam pam pam, via, in bocca, e tac. Se sei la cartina, ferma tutto il spettacolo. Ok? Scherzi a parte, davvero siamo felicissimi di vedervi qui. Noi fra 1 minuto esatto cominciamo. Quindi Lisa, con calma, se vuoi mettere le persone pian piano al buio. Qua dietro si stanno preparando e fra 1 minuto entriamo nella storia del Vajont e ci vediamo più tardi. Grazie.
e la naia in compagnia sul paiò, sul paiò, sul paiò, sul paiò della caserma. Se non ci conoscete, sul paiò, guardateci nel viso, sul paiò, veniamo da Vittorio, sul paiò, provincia di Treviso, sul paiò della caserma, regime eterna, così sia, pare che il cosito, pare così, e la naia e compagnia sul paiò, sul paiò, sul paiò, sul paiò della caserma. Il prete di Longarone, sul paiò, l'ha detto predicando, sul paiò, attente ragazzine, sul paiò, il coro sta arrivando, sul paiò della caserma, requiem eterna, così sia, pare vengo tito, pare tomare così, e la naia e compagnia sul paiò, sul paiò, sul paiò, sul paiò della caserma. Una delle più belle, sul paiò, l'ha detto piano piano, sul paiò, il coro sta arrivando, sul paiò, è quello che vogliamo, sul paiò della caserma, regime eterna, così sia, pare vengo tito, pare compare così, e la naia in compagnia sul paiò, sul paiò, sul paiò, sul paiò della caserma. E dopo 9 mesi, sul paiò, è nato un bel bambino, sul paiò, vi porta sulla testa, sul paiò, la penna dell'alpino, sul paiò della caserma, regime eterna, così sia, pare vengo tito, pare tomare così, e la naia e compagnia sul paiò, sul paiò, sul paiò, sul paiò della caserma. Quanto pesa? Un metro cubo d'acqua. E quanto vale? Silvio, quanto vale? Non c'è la risposta. Se qualcuno di voi ce l'ha, io posso fare una proposta. Ma in ogni caso dobbiamo metterci d'accordo. Se non troviamo una risposta condivisa, non la sfanghiamo. Quanto pesa? Un metro cubo d'acqua. Quanto pesa? 1 metro cubo. 1 metro per 1 metro per 1 metro. 1000 chili, 1000 chili. 1 tonnellata, su questo ci siamo già messi d'accordo. Le frane si misurano a cubi e anche la portata d'acqua dei fiumi. Però, occhio, un cubo fermo pesa 1000 chili. Ma il movimento? Ma il movimento? Non è la stessa cosa. È una questione di massa. Il 9 ottobre del 1963, 60 anni fa, dal Monte Toc si stacca la famosa frana. 260 milioni di cubi. Da 0 a 90 km orari in pochi secondi, più veloce di Usain Bolt. Piomba nel serbatoio dietro la diga del Vajont, solleva l'acqua che stava dentro, l'acqua forma una colonna. Davanti c'è il paese di Casso. È 230 metri sopra il livello del lago, ma l'acqua lo sormonta e lo bombarda. Cascano massi e acqua da sopra sul tetto delle case, sfondando le soffitte, ma il paese non ha vittime. Si spezza quell'onda. Metà corre lungo le sponde del lago. C'è il paese di Erto, là vicino. Erto si salva perché c'è uno spuntone di collina che devia l'onda e l'onda ritorna verso il lago a spazzare le spesse pinete, frazioni che stavano sulle rive del lago. Il rumore. Diranno i superstiti. Il rumore. L'altra mezza onda passa sopra la diga. È alta, piomba in una gola, si chiama Forra del Colomber. È stretta e profondissima, un canyon, sbocca davanti al Piave. L'onda si abbatte
impiega 2 minuti esatti ad arrivare a Longarone. Pirago, Villanova, Faè. La mattina dopo è la radio a dare la notizia. Longarone non c'è più. Così l'hanno detto. La televisione trasmetteva solo poche ore alla sera, in bianco e nero. Non ci potevi contare sulla televisione. Non c'era internet. Ma come cazzo si faceva prima di internet? Dovevi aspettare i giornalisti, gli inviati speciali il giorno dopo. Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine, capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone. Ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona, non è cattiva, ma indifferente. E ci vogliono queste sciagure per capirlo. Non uno di noi moscerini vivo, se davvero la natura si decidesse a muoverci guerra. Parole illuminate. E un altro grande scrittore, anche lui, giornalista, Dino Buzzati, è di Belluno. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna e il bicchiere alto centinaia di metri e giù, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere. Non si può dare della bestia a chi l'ha costruito, perché il bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia, del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Era ed è. Sì, perché la diga è rimasta su. Non come avevano scritto altri giornali in un primo momento con informazioni date al telefono. Oh, è crollata la diga. No, la diga è lassù, solida, ancora lì in piedi. E poi la solidarietà nazionale. L'Hiroshima delle Dolomiti. Apocalisse delle Alpi. Povero Longarone, povero Longarone, povero Longarone. Ma come la fai la conta dei morti? Mica ci sono i corpi da contare. La fai come in classe. Conti gli assenti. Ci vuole un po', mica tutti gli assenti sono morti. Alla fine il conto è 1917 morti. Poi il giorno dopo, vabbè, forse anche il giorno stesso, È stato un assassinio! Strillano i giornali. Pace. Pace, 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 pace. Pace, rispetto, niente polemiche, pace per il Vajont. E per far la pace, 2 giorni dopo, svuotano la valle di Erto e Casso. Con i camion, con gli elicotteri, li portano via tutti gli abitanti della valle del Vajont. Questo è quello che chiede un giornalista in mezzo a loro. Cosa farete da domani? cosa farlo si sa. Bisogna aspettare cosa dicono. Dicevano che la frana poteva verificarsi, ma dopo, verso novembre. Ma cosa portate via? Portiamo via qualcosa, ma poi bisogna tornare a prendere l'importante. L'importante sono i morti. C'è gente qua che ne ha persi 3, 6, 12. Gli uomini sembrano rassegnati, le donne no. Signora, che effetto le fa lasciare il paese? Sto qua finché non mi porta via. 3 ne ho perse. Signora, che effetto fa lasciare il paese? Ma mi lasci per favore, non mi chieda niente, che non abbiamo bisogno di certe cose. Signora, che effetto le fa lasciare il paese? A me mi fa effetto lasciare le mie sorelle morte, non il Ma paese. perché non siete andati via prima? Perché avevamo la speranza che loro sapesse più di noi. 2 anni che si sapeva. Era tutto sventrato lassù. Potevano fare prima quel che dovevano fare e adesso l'hanno fatto ormai. Ma perché non è stato fatto? Lo sanno loro. Con i camion e gli elicotteri li portano via. E in elicottero arriva il capo dello Stato, Giovanni Leone, che dice... Che non si badi a spese, che non si badi a spese! Per questa gente che lascia le sue case pago io, lo Stato, che non si badi a spese! Portano via tutti, svuotano la valle, perché può esserci ancora pericolo. Sì, ma dopo che è finito il pericolo, torneremo qua, no? Vedremo. Come vedremo? Vedremo cosa? Le spese. Ma come le spese? Quello lì, il capo dello Stato, ha detto che non si bada a spese? Sì, ma questo si dice sempre quando c'è una disgrazia. Ma quale disgrazia? È stato un assassinio!
Pace per il Vaion. Portano via tutti. Dopo fa rabbia, no? Si chiama esodo forzoso. Un mese dopo c'è la Dosolina, ferma, dura, con gli occhi chiusi, è vestita di nero. Sembra un corvo, il naso a becco, il mento a becco, anche il fazzoletto nero, legato dietro la testa. Ma chi se lo ricorda che in Italia, nei paesi, le donne portavano tutte il fazzoletto nero, a nord legato dietro la testa, al sud legato davanti, sotto il mento. La Dosolina sembra sulla luna, non c'è un filo d'erba, solo sassi. Ogni tanto passa una macchina dietro di lei. Ma dov'è la Dosolina? Sono qua, Sono, prima persona plurale. a Longarone, dove che erano i figli. Prima vivi e dopo 6 minuti via, spariti nell'acqua. E passa una macchina, che si capisce che la strada è stata ricostruita un mese dopo. E vorrei sapere chi ha fatto questa roba e qual è stato il primo giorno che è stata successa la cosa. E sono qua sempre qua che piange per le mie anime perse e non poteva più catarse. Catarsi. Nel suo dialetto vuol dire trovarsi. Credo che anche per i greci antichi catarsi voglia dire trovarsi. E vorrei sapere chi è stati i colpevoli. È vero un mitra e fusilarli. E poi tace. Non ha mai fatto un discorso così lungo in tutta la sua vita, la Dosolina. E da quel momento in poi tace. Diventa un sasso. Dosolina sembra un nome da manuale di geologia, una bella pietra nera. Non c'è nei manuali di geologia, ma la conoscono tutti i bambini nati da quelle parti dopo. Perché ce l'avevano dentro gli adulti. Un sasso che cambia tutto. Sai com'è avere dei genitori sassi? Un blocco dentro che non parla. Difficile da reggere quel peso addosso dopo. Se si racconta una storia come questa è perché nessuno può tenersela da solo, una pietra così, dentro. Anche Tina aveva il sasso, la Dosolina dentro. Lei è quella del Vaion. Tina Merlin è quella che scrive. Ho seguito le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la Sade, non per impedirle di costruire il grande bacino idroelettrico del Vajont, ma per impedirle di compiere un delitto. La Sade sapeva da tempo che la valle del Vajont non era adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. È per questo che da subito qualche giornale scrive: È stato un assassinio! È stato un assassino! E son polemiche. Ma 20 anni dopo è il momento peggiore. Le polemiche sono finite, ma anche del Vajont non pare ricordarsi più nessuno. Sono ancora in corso i processi che si trascinano all'infinito, le comunità smembrate, le polemiche tra loro, i litigi, il momento peggiore. E la Merlin, che forse ha la Dosolina dentro, scrive il libro Come si costruisce una catastrofe, sulla pelle viva. Adesso sul Vajont, su YouTube è pieno di video. C'è stato il teatro, c'è stato il cinema, ci sono le animazioni 3D con la caduta della frana. Il Vajont è la frana più studiata del mondo. Le Nazioni Unite l'hanno inserita tra i 4 avvenimenti più significativi sulle responsabilità umane nelle catastrofi. E allora, che senso ha parlarne ancora? Perché il libro della Tina è diverso dagli altri, perché è un pugno nello stomaco, onesto, è un pugno partigiano che fa male, che ti fa sentire cos'è la Dosolina. Coglierò per te
ancora così dolce, così dolce, un ritratto di te che fa tremare, che fa tremare, che fa tremare, che fa tremare, un ritratto di te a 30 anni. Coglierò per te l'ultima rosa del giardino. Coglierò per te la rosa bianca che sfiorisce nelle Tina non racconta la storia della povera Longarone, ma degli altri due paesi che stavano sopra la diga, Erto e Casso. E non la fa cominciare quando cade la frana, ma prima. È una storia di cubi, di montanari E della Sade. Una volta i libri di scuola delle elementari, i sussidiari, avevano un disegno più o meno fatto così. Il fiume italiano. Sì, fai tu. Si parte da sotto. Il porto apre al porto. Poi si sale il fiume e si arriva fino alla città, lungo il fiume, che è navigabile, e ci sono le fabbriche, e poi si arriva alle montagne. Dove cominciano le montagne c'è la diga, sempre nel disegno del sussidiario, Dalla diga escono... I tubi. Sì, che arrivano alla centrale da cui escono i fili. Come dai tubi si passa ai fili dopo anni di scuola resta un mistero. I fili arrivavano alla città, alle fabbriche, al porto operoso, e fornivano quel che serviva. Questa era la sintesi nel libro di scuola. L'Italia è un paese povero di risorse, ma ricco di energia. E cos'è l'energia? L'acqua. Eravamo ecologici prima di tutti noi. Con l'idroelettrico avevamo una marcia in più. Chi se ne frega se non abbiamo il carbone? Noi con l'acqua facciamo tutto. Ora, sostituite la parola porto operoso con la parola Venezia e battezzate quel fiume... E battezzate quel fiume lungo il Geografia, questa misteriosa. Piave. Lungo il corso del Piave, a partire da un secolo fa, la Sade ha iniziato a costruire impianti idroelettrici, dighe e centrali. Il Piave nel progetto della Sade doveva produrre il 15% del fabbisogno energetico italiano su un unico fiume. Un progetto colossale. Allora, chi è la Sade? Un monopolio. Adesso, spiegare cos'è un monopolio. Non so se avete presente cos'è il Monopoly. Non so se avete mai giocato al Monopoly, no? Puntate tutti a Viale dei Giardini, Parco della Vittoria. Ma chi è che si prende l'acqua potabile? Ma è da spiegarti la società acqua potabile, la società elettrica, le stazioni. Perché ti danno una rendita bassa e fissa e non ci puoi fare niente. Allora, chi è?
Chi è il monopolio? Allora, il monopolio è quello che una volta che si è comprato la società acqua potabile, invece di prendere le 20.000 lire, moneta antica, può decidere di cambiare le regole del gioco e fissare il prezzo a suo piacimento. La SAD era un monopolio idroelettrico. In Italia ce n'erano diversi. Una società chiamata SIP in Piemonte, la Edison in Lombardia, la SAD in Veneto e altre società in altre parti d'Italia che producevano energia elettrica. La SADE vuol dire anche Giuseppe Volpi, conte di Misurata, quello della mostra del cinema, quello della Coppa al miglior attore, quello della catena italiana dei grandi alberghi, quello del Porto Marghera, il creatore di Porto Marghera e mille altre cose. Ah, il conte Volpi è una figura straordinaria, Diventa ministro delle finanze del governo Mussolini. Come ministro fa varare al governo una legge che finanzia a fondo perduto e fino all'80% i nuovi impianti idroelettrici, cioè... Lui? Lungimirante? No. Poi diventa antifascista in Svizzera, poi diventa strenuo sostenitore di qualunque governo in carica nella Repubblica Italiana. Uno splendido esempio di adattamento evolutivo della specie Homo economicus. alla questione del... Ambiente politicus. La SADE viene costruita da Volpi e alla sua morte, che avverrà prima della costruzione della diga del Vajont, passa a Vittorio Cini, anche lui conte. Provate a dire Cini a Venezia, Volpi Cini, sono nomi importanti. Sono i baroni. Questo dice l'avvocato Canestrini nell'inquisitoria del Vajont. Ma sentite oggi questa parola com'è antica, nemmeno più ideologica, sembra parlare di medioevo. In un certo senso un monopolio è come una contea, un marchesato, è qualcosa di indipendente dall'insieme di cui fa parte. Ad esempio, se c'è l'imperatore, il conte ha il controllo sulle terre. L'imperatore non è che viene a controllare direttamente, ecco, più o meno così. L'avvocato Canestrini dice che a un certo punto i veneziani pagavano la corrente il doppio dei parigini. Ma che ne sanno i veneziani di quanto costa la corrente dei parigini? Se sei monopolio, casale dei monopoli, decidi tu il prezzo. A tutto questo però corrisponde anche un momento storico in cui l'industria idroelettrica è sinonimo di cambiamento di stile di vita. La corrente è civiltà, l'illuminazione, le lampadine è un altro vivere. E dunque, per vivere meglio, per utilizzare tutto quello che stiamo creando, il prezzo da pagare è che da qualche parte bisogna sacrificare un po' di terra. Oh, per il benessere di un intero paese, la montagna e le sue vallate. Non certo quella che adesso è considerata la destinazione ideale per le nostre escursioni. Al tempo era un vuoto a perdere, era un mondo antico rispetto a tutto quello di cui stiamo parlando. E dunque la candidatura a terreni sacrificabili è quella delle valli alpine. La SADE ha già costruito una serie di impianti. Il progetto del Grande Vajont è degli anni 39-40. Lungo il corso del Piave, la SADE costruisce 1/15 dell'energia elettrica. C'è un problema tecnico, il Piave, perché sarà anche sacro alla patria, ma in certe stagioni è agro. Il Piave d'autunno? Acqua finché vuoi. Ma d'inverno? Son già sa. In primavera col disgelo? Acqua finché vuoi. Ma d'estate? Sul secco! E come fai a dire alle aziende guarda che ti do corrente di stagione? Occorre trovare un dispositivo che permetta di mettere via la corrente, no? Neanche adesso abbiamo pile sufficienti a conservare la corrente. Ma l'acqua, sì. Hanno già costruito una serie di impianti lungo il Piave e i suoi effluenti. Ora progettano di costruire un serbatoio in una valle più bassa delle altre, dove avere una riserva d'acqua da impiegare, da investire, nel momento in cui ce ne sarà meno nel fiume, no? Bisogna industrializzare un fiume. Bisogna fare una banca dell'acqua. Chi è il padre del progetto Grande Vajont? Un grand'uomo. Un ingegnere civile, un ingegnere idraulico. Carlo Semenza. Milanese, trasferito a Vittorio Veneto per lavorare con la SADE. Ha costruito dighe in Giappone, in Sud America, in Africa. Gli italiani erano bravi a costruire dighe. Eravamo orgogliosi di saperle fare meglio degli altri. E lui, come professionista, si è fatto una grande reputazione. È stato anche presidente dell'Associazione Mondiale
dei costruttori di dighe. È il fiore all'occhiello che il conte Cini ha nella tasca, il direttore generale della progettazione degli impianti della SADE. Beh, è un uomo con grandi visioni. Il progetto del grande Vaillant sarà il suo ultimo prima di andare in pensione. Ci tiene in modo particolare. È gente che lavora bene. Hanno un ufficio studi a Bergamo dove realizzano modellini della diga. Non c'erano i computer per fare il come si dice modeling? Modeling. Vabbè, non hanno i computer. Vengono riprodotti in legno questi modellini. La scultura che rappresenta la diga del Vaillant, che è in realtà un modello dinamico, è alta più di 12 metri. È in un capannone, in un istituto a Bergamo, ed è bellissima. Dunque, un ufficio studi con i controfiocchi, un progetto impegnativo, ambizioso e un ingegnere. Ma non basta un ingegnere civile, un ingegnere idraulico. Per costruire serve un geologo, e il geologo di questa storia si chiama Giorgio Dal Piazza. Nato a Feltre, uno dei padri della geologia italiana. Sue sono le carte del genio civile di gran parte della mappatura delle Dolomiti e anche delle Alpi Carniche. Il CAI gli ha dedicato un rifugio e un altro gliel'ha dedicato a Semenza. Sono uomini legati alla montagna. Immaginiamoli che arrivino nella valle del Vaillant su un sidecar. Guidiamo Dal Piazza con la barba bianca, grasso ma non di suo, ma di tutti i sassi che si mette in scarsea staccandoli con le picozze per questo suo dialogo ininterrotto con la croda, con la montagna. Semenza ha 20 anni meno di lui, per questo guida lui il sidecar. L'altro sta sulla carrozzella. Che cos'è che hanno addocchiato? La gola del Colomberto. All'uscita della valle del Vaillant si stringe tutto. È il canyon più profondo delle Alpi. Ma chi è? Il geologo dà parere positivo. Fanno vari studi, progetti, ma scoppia la guerra. Sfiga, L'Italia ne è coinvolta. Il progetto del Vaillant viene approvato il 10 settembre 1943. E la Repubblica nel 1948 approverà il progetto della diga del Vaillant. Lo approvano come opera di interesse pubblico finanziata all'80% dallo Stato. Una diga alta 200 metri dietro un serbatoio di 58 milioni di metri cubi di acqua. 58 milioni di cubi. Beh, un dettaglio. La somma degli altri 5 serbatoi della SADE sulle Dolomiti fa in tutto 50 milioni di metri cubi. Questo da solo è più grande della somma degli altri 5 esistenti. Ma i numeri in assoluto non sono alti, perché in giro per l'Italia ce ne sono di serbatoi più grandi, assai più grandi. Ma il più grande d'Italia, per esempio in Sardegna, nella Valle del Tirso, ma sono altre conformazioni geologiche. Qui, nelle valli alpine, questo è già audace. Ma l'ingegnere non è soddisfatto. Perché? Perché col dopoguerra sta cambiando tutto. Adesso è difficile immaginarlo, ma pensate che all'epoca l'Italia era un paese affamato di energia. Negli anni del dopoguerra c'è un enorme bisogno di energia e la SADE ha nel cassetto una possibilità: ingrandire la banca dell'acqua. All'ingegnere il progetto non dispiace, ne ha parlato al geologo e il geologo gli ha detto: Beh, già il vecchio progetto mi sembrava audace, ma il nuovo, fare la diga più alta, fa tremarle bene i polsi. Ma l'ingegnere insiste e nel 1957 il cantiere della diga apre. Ma lo stesso mese che aprono il cantiere propongono una variante in corso d'opera della diga. E l'ingegnere scrive al geologo perché serve la perizia del geologo. E il geologo gli risponde: Io ho provato a stendere la relazione geologica, ma non mi è venuta tanto bene. Ingegnere, perché non mi manda copia di quella che mi ha letto al telefono? Che mi pareva ben concepita. Come uno scambio di cortesie. È l'ingegnere a fornire le parole al geologo per la sua relazione geologica, che il geologo firma. Il geologo ha 86 anni a questo punto della storia. L'ingegnere ne ha una ventina di meno. E con la valigia e i suoi avvocati va negli uffici dei lavori pubblici a Roma a proporre di realizzare nella gola del Vaillant una diga, seppur di poco, più alta del mondo, portando l'altezza da 200 a 266 metri. E il serbatoio dietro, quello che era di 58 milioni di cubi, triplica.
150 milioni di cubi. È ovvio. Una valle è stretta sotto, poi a salire si allarga. La vasca da bagno è fatta così. Ai lavori pubblici dicono... Bene, perché dobbiamo essere un paese ricco di energie e di interesse strategico. La pianura e le città hanno bisogno di quell'energia. Ma i lavori pubblici dicono anche... Un momento. È perché adesso, alzando l'acqua, e i paesi sulle sponde? Prima il lago era giù, in fondo, lontano, ma adesso, che arriverà quasi alle periferie dei paesi? Vogliono degli accertamenti sulla sicurezza degli abitanti di Erto e Casso. La SADE si impegna a fare rilievi geologici sulle sponde del serbatoio per garantire la sicurezza degli abitanti. Il cantiere apre. 400 operai, è tutta gente di montagna. L'impresa Torno Lombarda assume. Valtellinesi, Bergamaschi di montagna, Gente della Val d'Aosta. Friulani. e Cadolini. Guardate che a Erto la gente non sta soltanto lì, va in giro per il mondo a lavorare. Emigra, cosa fanno? I minatori oppure i costruttori di dighe. C'è tutto un gruppo di gente al cantiere del Vaillant che viene da Casso. I cassani sono specialisti nel manovrare le gru. Vuol dire che la betoniera, sospesa dalla gru, deve arrivare esattamente sopra il concio. Serve una precisione estrema per manovrare la gru in quelle condizioni. Gli specialisti sono un gruppo di una decina di cassani, che adesso, finalmente, dopo aver fatto altre dighe in giro per il mondo, lavorano a casa loro. E poi c'è un gruppo folto di abruzzesi. Li hanno assunti come minatori, ma li chiamano gli acrobati delle dighe. Sono i primi ad andare. È gente che si attacca alle corde a togliere i sassi penzolanti che potrebbero cadere sugli operai del cantiere di sotto. Sono loro che si appendono alle corde e scendono per centinaia di metri non attaccati a un'imbragatura come quelle di adesso, ma legati alla corda a pulire la montagna. Dopodiché fanno la stessa strada per martello pneumatico, fare il foro, inserire l'esplosivo per brillare la roccia. Per fare cosa? i pulvini. Si chiamano così le radici, le fondamenta delle dighe. Pulvini. La diga è a doppio arco, non conta solo le fondamenta. Sapete come funziona l'arco, no? Dai. L'arco scarica la forza ai... Mamma mia, Si sono già che addormentati. tristezza! Ai lati! Dunque, Maestro, la ai diga- lati! Grazie. Metto questi. Unica soddisfazione. Dunque la diga è a arco ed è come se le fondamenta fossero tutti i punti di contatto tra la diga e la montagna. Quindi bisogna tirar via, brillare la roccia superficiale, 400.000 cubi. Un volume enorme di roccia viene fatto saltare via per andare giù in profondità ad ancorare le sponde della diga lungo tutte le fiancate. 400 uomini arrivati nella valle. Gli unici contenti? Gli osti. E anche le femmine, che hanno un fiato di scelta in più.
C'è una storica unione tra un abruzzese alto così e un'ertana alta 2 volte e mezza lui. È una coppia storica. Le ertane hanno fama di essere donne libere, perché se ne vanno d'estate a vendere gli attrezzi in legno che vengono fatti dagli artigiani. Fanno le ambulanti e dormono fuori. Questo è sufficiente a danneggiare la loro reputazione, ma d'altra parte sono donne di bellezza singolare. E dunque, oltre alle donne, felici le osterie. Casso, 450 abitanti, 2 osterie. Erto, 850 abitanti, 9 osterie. La media premia Erto, che quindi fa capoluogo. Le osterie sono luoghi importanti di vita sociale. Ce n'è almeno 2 di osterie importanti a Erto. Quella del Pilin, osteria dove c'è la Cate, che fa anche la sindachessa e la tabaccaia, ed è la moglie del Gallo, che è anche il dottor e capo del comitato. E poi c'è l'osteria di Zibibbo, l'osteria del Kral. Qual è la differenza? Zibibbo ha la televisione, la Cate ha il telefono. Se devi telefonare vai dalla Cate, se vuoi vedere la televisione vai da Zibibbo. Erto e Casso è un mondo separato che un catasto lungimirante ha riunito in un unico comune che non si può pronunciare senza commettere turpiloquio. Ma sono separati da sempre. Gli ertani sono arrivati prima, parlano un friulano ladino. I cassani sono arrivati dopo, mettendosi sui terreni rimasti liberi che erano più poveri, ma sono più vicini a Longarone, quindi parlano più il veneto cadorino, divisi in tutto. Le uniche parole in comune? Le bestemmie. Esatto. E si vedono i campanili inclinati indietro per spingerle le bestemmie. I parroci hanno rinunciato a estirparle, dicono che esula dalla missione pastorale. Perché la bestemmia non c'entra con la religione, ma con la sintassi. Cavi la bestemmia, non scorre più il discorso. Scorre più, La religione è un'altra cosa. A Erto fanno una processione del Venerdì Santo che i vescovi a un certo punto hanno proibito per eccesso di passione. Mettevano troppa passione nel frustare il Cristo, nello spogliarlo in plein air con quelle temperature, nel dimenticarsi anche il Giuda impicca sull'albero, nell'incoraggiare i centurioni a suoni di esclamazioni non proprio latine. C'era troppa passione. Tra le conseguenze, la domenica di Pasqua gli uomini non si erano ancora rimessi per andarci. Si vedevano solo le donne. Sono paesi vivi, diversi da come uno se li immagina. Non sono origini, ma è un mondo antico, dove ci sono più bestie che abitanti. Tra pecore, vacche, maiali. L'economia dipende da quello. Agricoltura povera. E l'apertura del cantiere porta stipendi. E dunque anche un salto sociale non indifferente. Ma ve le immaginate? Le Gilera! Ve le immaginate le moto Guzzi? Ve le immaginate le pentole a pressione? La pentola a pressione è una creazione tutta italiana, esattamente di quegli anni, agli inizi degli anni 60. I tedeschi le facevano in ghisa le pentole a pressione. Ma te lo immagini che schifezza? La nostra ha il coperchio d'acciaio che si piega come una diga a doppio arco, elegantissima e funzionale. È un mondo che sta cambiando e attraverso le tracce del benessere, in qualche maniera, ne fai parte, devi farne parte. Perché il mondo vecchio te lo stanno portando via. Costruire un serbatoio vuol dire espropriare la terra. E gli espropri sono fatti per un'opera di interesse pubblico, I comuni vendono subito. I privati che non vogliono vendere perché la SADE paga poco, non ottengono granché. Provano anche a fare il comitato, poi qualcuno molla, qualcuno dice che la Cate, la sindachessa, ha tradito, ha venduto in proprio a un prezzo maggiorato. Provano a resistere anche, All'inizio, con il lago più basso, andavano sotto solo alcuni terreni, ma adesso che il lago è più alto, vanno sotto anche alcune case, stalle, terreni per loro più importanti. La SADE paga comunque pochissimo. Provano a fare il comitato, si riuniscono alla baracca del Kral da Zibibbo
a protestare. Che tiro con ciò. Nonna, sta calma, non gli tedeschi questi. Ma mi porta via terra. A chi non vende, la Sade impone la vendita forzosa. Che vuol dire? Vuol dire che esiste una cosa chiamata cassa depositi e prestiti, dove verranno depositati i soldi dell'esproprio. E tu dovrai, a modo tuo, dimostrare di essere il proprietario del terreno per il quale dovresti riscuotere. Ma quando è morto il nonno? Sei andato dal notaio a far vedere la voltura. Ma quante generazioni sono che te ne ripassano da uno all'altro così tacitamente? È praticamente indimostrabile la proprietà alla cassa depositi e prestiti. Quindi se vuoi i soldi e li vuoi subito, pochi e maledetti, altrimenti perdi tutto. Lo so che gli espropri sono brutti, ma d'altra parte stanno costruendo qualcosa che strategicamente dovrebbe avere un valore di interesse pubblico. E in ogni caso... Sveglia! Sta cambiando il mondo. La diga va su, velocemente. E come la costruiscono tutti questi operai che lavorano insieme? Come gli antichi romani, non come adesso. Non è cemento armato la diga del Vajont. È di pietre di cemento. Sì, si fa la cassaforma, si riempie di cemento e si fa la pietra, come quella dei romani, più stretta davanti e più larga dietro, in maniera che quando la pressione arriva, lei si incastra sempre di più, come le pietre dell'arco romano, no? Costruiscono una serie di pietre di cemento, una accanto all'altra, che sono fatte per scaricare il peso sulle fiancate. Ma è a doppio arco, la diga. Cioè, non solo in arco orizzontale, ma anche in verticale. E dal momento che hanno deciso di farla più alta, la cosa singolare della diga del Vajont è che la sommità è ben più fuori della base. Dio, com'è bella! Gli idraulici tra di loro la chiamano Grande signora. Ancora adesso, con rispetto, la diga è elastica, si muoverà come deve muoversi un arco, ma è fatta per resistere alla pressione e va su 60 centimetri al giorno. Immaginate il rumore di un cantiere così. Questo è il sound del progresso. Però c'è la stabilità dei paesi e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiesto indagini geologiche. Carlo Semenza è un grande progettista. Il progetto del Vajont lo ha immaginato assieme a Giorgio Dal Piaz, ma nel 1957 Dal Piaz, se non ha ancora 90 anni, poco ci manca, e non è che può sgambettare ancora su e giù per il Vajont. E Semenza, costruendo dighe in giro per il mondo, ha incontrato dei colleghi, la famosa Scuola di Geologia Austriaca. Von Terzaghi. Si chiama così il luminario austriaco che sta cambiando l'approccio a questa materia. La geomeccanica è la scienza che studia l'impatto delle costruzioni sui terreni. Non c'era prima della guerra, è roba nuova. Semenza ha conosciuto un austriaco che si chiama Leopold Müller, allievo di Terzaghi, conosciuto facendo dighe in Giappone. È un ingegnere come lui, parlano la stessa lingua, ma da ingegnere è diventato anche professore di geologia. Insomma, è quello giusto. Mentalità da ingegnere e conoscenze da geologo. Müller accetta per amicizia la consulenza, il lavoro per fare le indagini sulle sponde del Vajont. E così inizia la famosa scenetta di Müller. Con i suoi carrottaggi esplora sotto la sponda sinistra del Vajont. Allora, immaginate che io sia la diga del Vajont. Non per altezza, ma per stazza più che altro. E allora, qua sulla sponda destra ci sono i paesi di Erto e di... Non mica fa il caso. Dall'altra parte c'è il Monte Toc. Faccia al monte. Faccia da monte. Preoccupato che potrebbe cadere perché è il Toc. E dall'altra parte c'è il Toc con Müller che arriva. Müller. Faccia da Müller. Ci siamo. E comincia a carotare il Monte Toc. Carota il Monte Toc. No, che siamo in diretta. Per fare i carotaggi, qualcosa per Carota fare pian.
Si vede che questo spettacolo è stato fatto in Veneto, Allora, carota dall'altra parte, dappertutto, anche dove ci sono i paesi, entra negli orti, pianta carotaggi, insomma, in qualche modo. Cosa fa? Carotaggi! Maria, vieni a vedere gli stiaci che pianta carote col picco! Col cavastrocco. Le indagini di Müller... Andate. Le indagini di Müller vengono consegnate all'ingegner Semenza. Il terreno sottoerto è compatto, ma il problema è dall'altra parte. A dire il vero, se ne stanno già accorgendo che dall'altra parte, sotto al Monte Toc, le cose non siano come dovevano essere. Se ne sono accorti scavando la strada perimetrale. Questa strada era non prevista dai progetti, ma se da un lato della valle ci sono i paesi e dall'altra i terreni migliori, gli ertani da sempre attraversavano la gola su passerelle di legno e superavano l'orrido. Tutta roba che verrà sommersa dal lago nuovo. E così era stata progettata una passerella pedonale proprio sotto al comune di Casso per andare dall'altra parte. Sì, ma quando il lago era più basso, quando la diga era più bassa, adesso che la fanno 66 metri e 50 in più, la passerella non la fanno più e hanno deciso di fare una strada perimetrale che per andare di là bisogna fare tutto il giro. Solo che è lunga, Sono chilometri, il lago è lungo 8 chilometri. Prima dovevo andare da qua a qua. Adesso devo andare da qua. Non c'è per ferie, Che cazzo sta facendo? Perimetrale. 8 chilometri. A qua. Oh, neanche Alberto Angela. Ma perché non fate la passerella pedonale? Perché il terreno non lo consente. Fai la diga più alta del mondo e stes terreni non tiene una passerella pedonale? Ma chi glielo spiega agli abitanti di Erto e Casso che la loro vallata ha una micro variabilità geologica pressoché unica al mondo? Non trovi 100 metri dello stesso tipo di roccia? Facendo la strada perimetrale ha cominciato a trovare fessurazioni nel terreno e all'inizio nascondi, copri. Poi però arriva Müller che dice: sotto al Monte Toc ho identificato una massa compatta che mi è difficile stabilire, perché con queste mie indagini non posso ancora accertare la profondità di questa massa, ma suppongo si tratti di una massa di 50 milioni di cubi. Chiede indagini supplementari. 8 tipi di indagini supplementari. Carlo Semenza è uno dei migliori progettisti, ma non ha alcuna competenza geologica. E se Müller gli chiede 8 indagini supplementari, lui le fa. E a chi le affida? A 2 geologi italiani. Inizialmente a uno solo. Edoardo Semenza. Ma... Sì, è suo figlio. È suo figlio. È un giovane da poco laureato, allievo di Dalpiazzi, e a lui si affianca Franco Giudici, anche lui da poco laureato. Sono 2 giovani che sgambettano su e giù per la valle del Vajont per fare le indagini che Müller ha chiesto. Solo che, come se questa storia l'avesse scritta chissà chi, mentre fanno tutto questo, la domenica di Pasqua del 1959 Cade un'altra frana. Attenzione, questo non è strano. Da noi cade una media di 2 frane al giorno. Sono almeno 1000 anni da quando abbiamo cominciato a registrare le frane che abbiamo più o meno questo conteggio. Noi abbiamo una frana a Pasto e una a Cela. Siamo il paese d'Europa che ha più frane di tutti gli altri messi insieme. La frana della Pasqua del 59 cade in un lago che si chiama Pontesei. È della Sade. È a 7 chilometri scarsi da Longarone. Longarone è un semaforo. Lungo il Piave, a Longarone, c'è l'incrocio. Da una parte arriva il torrente Vajont, dall'altra parte il Maè, che viene giù dalla Val Zoldana. La diga di Pontesei è nuova, è della Sade, è in esercizio, è una diga che però sta dando qualche problema. Stanno monitorando una frana, è in movimento lungo una sponda, c'è un servizio di sorveglianza H24.
La domenica di Pasqua, al mattino presto, la frana accelera di colpo. Cade nel serbatoio, solleva un'onda che tira giù un operaio che passava in bicicletta. Arcangelo Tiziani. Altri 2 tecnici della SADE, sentendo il rumore, si salvano, correndo su, e l'onda non li prende, ma Arcangelo è zoppo e non ce la fa. Non lo troveranno mai. Sono 7 chilometri da lì a Longarone e altri 3 ad arrivare a Erto. Quanto ci impiega la notizia ad arrivare la domenica di Pasqua? Ci sono solo le donne a messa la domenica. Gli uomini però si svegliano e vanno fuori dalla chiesa a bestemmiare per una storia di questo tipo. Hai visto cosa è successo a Ponte 6? E allora le paure che avevamo sono giuste. Quando metteranno l'acqua qui da noi, arriverà fin sotto alle case. Tanto che dalle case più basse potrai pescare stando a letto, buttando la canna fuori dalla finestra. Paura, preoccupazione. Si riuniscono tra di loro nell'osteria di Zibibbo e fondano il Comitato per la rinascita della Valle Ertana. Ecco, questa è la reazione dell'opinione pubblica alla notizia. Frega niente a nessuno. Sono 136 capi famiglia che si impegnano a difendere la loro terra, a chiedere la sicurezza e non ottengono niente, nessun interesse, nessuna attenzione. L'unico articolo che esce lo scrive la Tina Merlin sul suo giornale. E il giornale della Merlin è, inciso. Esisteva una volta un partito che si chiamava Comunista. Una volta. E aveva un giornale che si chiamava L'Unità, roba preistorica. Nella Valle del Piave vendevano 7 copie. E forse gli articoli firmati da una donna li leggevano anche solo in 4. Perché anche tra i comunisti non è che ci fosse tutta questa apertura di idee nei confronti delle giornaliste. Ma la Tina Merlin fa un articolo. La Merlin è una delle poche che, come dice lei... Io non volevo impedire la costruzione di un serbatoio. Io volevo impedire un delitto. Perché ho seguito le storie dei Montanari e della Sade. Scrive un articolo sul suo giornale. Viene denunciata dai carabinieri di Erto. Non so chi sia il mandante della denuncia, ma... Diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Intanto, mentre la diga è quasi finita, il 2 dicembre di quell'anno, lo stesso anno della frana di Pontesei, crolla una diga nuova in Francia, in Costa Azzurra. La diga si chiama Malpassé. Il paese che viene distrutto si chiama Fréjus, con lo stesso nome del passo di montagna. Ma non è un luogo alpino, è una valle di mare, bassa, provenzale. Semenza però scrive al geologo dal Piazza: dobbiamo incontrarci per parlare del Vajont alla luce di quello che è accaduto in Francia. È preoccupato. Il figlio gli ha mandato il risultato delle sue analisi. A dispetto dell'ironia con cui abbiamo accolto il personaggio in scena di Edoardo Semenza, figlio dell'ingegnere, dobbiamo dire che i 2 giovanotti hanno lavorato coscienziosamente e anche con capacità. Sono loro a diagnosticare per primi l'esistenza di una frana preistorica, paleofrana, nella gola del Vajont. Molto tempo fa, prima di internet, nella gola è caduta una frana. È ferma, là, da allora, e potrebbe stare ferma là all'infinito, almeno che qualcuno non vada a bagnarle i piedi. Il rischio è che l'esercizio di un serbatoio, che non è un lago fermo, possa innescare un risveglio nel mostro fermo. Dipende da cosa? Dalla sedia! Parea. Dipende se la frana appoggia saldamente su un piano comodo, per cui non può più scendere, oppure... Bu! Se la frana si poggia su un piano inclinato. Di quanto? Basta anche di poco. Ma se non c'è un blocco potrebbe andare giù e riempire totalmente la vallata. Questa è la risposta dell'ingegnere. Edoardo, credo che sia meglio che tu faccia esaminare le tue conclusioni dal professor Dal Piazza. E anche se dovrai rivedere alcune delle tue considerazioni più estremistiche, non cascherà mica il mondo. Può cadergli la montagna, ma il mondo di Semenza è l'impresa. La diga è quasi finita. Non sto colpevolizzando l'uomo, ma mi metto anche dal punto di vista di uno che ha un'esperienza enorme e ha davanti non solo un giovane geologo,
ma anche suo figlio. Nella politica della Sade c'è prendere gli uomini migliori in giro, ma mai metterli intorno allo stesso tavolo. Riferiscono sempre tutti, sempre al Deus ex machina, l'ingegnere. Mentre accadono queste cose, la diga è praticamente verso la fine. Siamo nel 1960 quando fanno la Ganzega. Sapete cos'è? L'origine della parola è tedesca. Vuol dire la festa di tutti. È quando si mette la frasca sul tetto della casa e si mangia con tutti gli operai del cantiere. E quella del Vaillant si fa sopra la diga! Pesce che mangiata! Anche se fosse solo polenta e soppressa, ma la fai sopra la diga con l'orgoglio di aver costruito la diga più alta del mondo, non è mica male. L'acqua sta già salendo. Il geologo dal Piaz probabilmente è lì tra gli invitati. Non risulta però che ci sia Müller. Ci sono tutti gli operai. L'ingegnere è la persona che stringe la mano a tutti. È stato presente in ogni fase. Ricorda gli 11 caduti sul lavoro per la costruzione della diga. Gli operai si salutano. Ognuno di loro aveva magari 3 dighe sulle braccia. Adesso ne hanno 4, tra cui la più alta del mondo. Sai l'orgoglio di tornare a casa dopo aver fatto parte di un'impresa di questo tipo? Costruita in maniera esemplare, a tempo di record. Ma una diga è un muro. E se non ci metti l'acqua, a cosa serve? Ma per mettere l'acqua serve un'autorizzazione. E chi la deve dare? La Lega Commissione di Collaudo. L'aggettivo l'ho aggiunto io, Ma la nomina l'ha fatta un ministro dei lavori pubblici di nome Togni, in data 1 aprile 1958. La commissione di collaudo ha 3 presidenti e un controllore. 3 di loro sono ingegneri, Greco, Frosini, Sensidoni, e uno è il geologo, Penta. I tecnici della Lega Commissione di Collaudo sono gli stessi che hanno approvato il progetto del Vaillant. Non sarebbe il massimo che il controllore sia lo stesso che ha già firmato il progetto? Ma è un po' difficile separare il controllato e il controllore in questo paese. Controllato, controllore, controllore, controllato. Ma anche gli ingegneri in realtà fanno i professori. E dov'è la differenza? Per gli uomini della Sade i professori dello Stato è gente che si tollera. Gente che si tollera in un certo senso, perché è lì, dato che non sa fare il mestiere, altrimenti sarebbero qua, no? Sarebbero qua con noi. Li tengono in scarsa considerazione, tant'è che a parlare con i professori dello Stato ci mandano l'avvocato della Sade. Vi do un cenno di come funziona, senza scandalo, È proprio prassi, lettera dell'avvocato Conte all'ingegner Semenza. L'autorizzazione all'invaso del Grande Vaillant era pronta, ma non era ancora firmata perché il presidente aveva qualche dubbio sul testo. Era stato infatti scritto autorizzo con tutte le conseguenze relative. A seguito della mia insistenza perché non ti facesse ulteriormente attendere, la mia presenza corretta. Questa presidenza autorizza. Ho potuto constatare che venne firmata, io meglio non potevo servirti. Ora, è un cavillo. Ma autorizzo sono io che firmo. Invece se il linguaggio dice questa presidenza, è probabile che io mi senta tranquillizzato dal fatto che in qualche modo non ho firmato io, ma un'entità che si è trasposta nella mia firma. Tutto questo a una società concreta sembra una perdita di tempo. E tutto questo si trasferisce nell'autoritas della commissione di collaudo. Visita al Vaillant. Dopo un anno, tempo di mettersi d'accordo. Andiamo con la mia macchina, andiamo con la tua, come si fa? Sulla diga a doppio arco è tutto in curva, anche il pavimento. Gli operai sono abituati, quando finiscono di lavorare la sera camminano, vanno via tutti storti. Ma la commissione di collaudo gli gira tutto. Non ci sono i parapetti sopra la diga ancora, è tutto storto. Così dopo li portano a Cortina. Perché? Ci sono appena state le Olimpiadi. Ah già, gli regalano il maglione. E poi cena a Venezia, in Canal Grande, ospiti della Sade. Così si fa. Così si trattano i professori. Tant'è che il giorno dopo di tutta la gita, l'unica cosa che non ricordano è la diga. E chiedono la relazione tecnica alla Sade, che gliela manda. E sulla base di questa,
questa presidenza l'autorizza. Cominciate a mettere l'acqua. È il controllato a fornire al controllore tutti i dati sullo stato dell'opera. La funzione del controllore si limiterà in questa storia ad accumulare e valutare solamente i dati forniti dal controllato. Non c'è nessun strumento di indagine diretto. No, ma forse non è possibile, non lo sappiamo. Forse c'è la buona fede. E va messa la buona fede. Ma qual è il problema? Il problema non è la diga, ma le frane. Cosa sa la commissione di collaudo sulle frane? Da questo momento in poi esistono due vaillant. Quello raccontato allo Stato, ai controllori, e quello gestito dall'ufficio tecnico della SADE, i controllati. I consulenti sono i migliori del mondo. L'ingegner Carlo Semenza ha fatto un ottimo lavoro di modeling sul progetto, ma centralizza i dati per valutare. Nessuno dei suoi consulenti si incrocia con gli altri. Riferiscono solo e soltanto a lui. C'è un capitano e il resto è soltanto equipaggio. Nel frattempo l'acqua sale e la SADE sta continuando i lavori di consulenza. L'acqua sale fino a quota 600, poi chiedono di arrivare fino a quota 650. Quota 650 sul livello del mare vuol dire fino al livello della vecchia diga, quello basso, cioè riempire il lago a livello se la diga fosse stata quella di prima. Invece così è ancora 70 metri di diga, altri 70 metri di muro sopra. Ma nell'autunno del 1960, mentre l'acqua sale, non un giorno qualsiasi, cade un'altra frana. Questa frana cade il 4 novembre, che è la festa delle frane e delle alluvioni in questo paese, non la festa della vittoria. Che giorno è stata l'acqua alta dell'Arno a Firenze? 4 novembre del 66. È lo stesso giorno dell'acqua alta a Venezia. E l'alluvione del Tanaro disastrosa in Piemonte? Negli anni 80, il 5. Perché i piemontesi se lenti arriva sempre in ritardo. La frana del 4 novembre sono 800.000 cubi, viene considerata da noi italiani, esperti di frane, più piccoletta, solleva un'onda, non fa danni alle persone. Ma a Erto, dopo quella di Pontesei che era di 4 milioni di cubi, questa sarà anche solo 800.000, ma magari non è l'unica. E chiamano Latina. Vieni su a vedere, è cascata la frana del Vaillant. Arriva Latina al Vaillant. Alt! La frana non si può visitare, è già stata recintata. E c'è un corso di macchine nere sulla diga. Per l'unica volta di questa storia fanno al Vaillant un brainstorming. Dicono così, no? Gli americani. Si mette la gente in una stanza, si fa piovere e questo fa germinare le idee, no? Per l'unica volta in questa storia i geologi si incontrano tra loro, con gli ingegneri, insieme. Quello che dovrebbe essere prassi, condivisione di pareri, in tutta questa storia accade una volta, subito dopo la frana del 4 novembre. A preoccuparli non è la frana stessa, è piccoletta, ma quel che è successo su in alto, in corrispondenza della frana del 4 novembre che è piombata nel lago 600 metri più in su, sulle sponde del Toc. È lì che si è aperta una trincea. Lunga 3 chilometri. Che segna una lettera dell'alfabeto, una M, come Muller, ma non l'ha fatta lui. Occupa una porzione di sponda di quasi 2 chilometri, 1 chilometro e 800 metri. Che cos'è? È il segno della frana preistorica individuata da Giudici e Semenza. E a questo punto Muller dice: la massa è stimabile in almeno 200 milioni di metri cubi di roccia. Ma si può fermare? Ormai no. Attenzione, un fenomeno naturale come una frana non avviene mai tutta in un colpo. L'inizio è sempre lentissimo. Ma una delle lezioni che si imparano è che quando un movimento inizia su una grande massa, quel movimento ha già cambiato di stato le cose. Non si potrà più tornare all'equilibrio precedente. Quindi ciò che Müller dice è: non potete andare via e lasciare così. Certo che la SADE non ha intenzione di andare via e lasciare tutto così, ma vuoi mollare l'impresa? Vuoi dire ho fallito con tutti i soldi spesi e la diga già finita? Ma l'esercizio del serbatoio inevitabilmente provocherà la caduta della frana. Ma quando? Questo è il problema, questo. L'unica cosa che non sappiamo è quando. Non sappiamo nemmeno come cascherà. Tutta insieme? Almeno in 2 parti. Dicono. Oppure cascherà a fette. E qui si inizia a discutere di come affrontare un rischio come questo.
Erano state fatte vari tipi di indagini geologiche, non soltanto quelle di Müller. A conseguenza della frana di Pontesei, la SADE aveva assunto anche un sismologo, un geofisico, il professor Caloi. Il professor Caloi innanzitutto è un fisico, che poi fa geologia. Quindi geologi e fisici di solito non si possono vedere. Il geofisico è gente che va in giro ascoltando l'eco, la risonanza, vuole sentire come viaggia l'onda sonora. Caloi invece è un percussionista sostanzialmente. Le informazioni che raccoglie sono di natura diversa da quelle del geomeccanico e del geologo classico. Caloi fa anche montare alla diga del Vajont un sismografo modernissimo, privato. La SADE ha un sismografo privato. In realtà ne ha uno su ogni sua diga. E quello del Vajont è di generazione nuova. Caloi dice: sente anche le scosse di terremoto in Cile. In Cile ringraziano. Caloi ha fatto indagini che dicono la roccia del Toc sotto è compatta. Lui è profondamente ottimista, in contrasto con Müller, in contrasto con Edoardo Semenza. L'ingegnere ascolta pareri diversi, scienziati, professori, che gli dicono anche cose diverse. Poi arriva la frana del 4 novembre e Caloi dice che la roccia ha avuto un rapido processo di degenerazione, mai visto, non ha precedente nella letteratura scientifica. Adesso è tutto rotto. I geologi dicono forse lui prima non ha fatto bene il suo mestiere. In ogni caso la situazione è cambiata. A questo punto arriva per la seconda volta al Vajont l'allegra commissione di collaudo. E il geologo di Stato, analizzando i dati, dice che a lui la situazione non sembra così negativa. E lui propende per l'ipotesi di Caloi, quella iniziale. La frana è soltanto superficiale. Caloi però non propende più per la sua ipotesi di prima. Ma il geologo di Stato sì. In questa storia resterà il più ottimista fino all'ultimo giorno. E quest'uomo diventerà direttore dell'Istituto Sismologico di Stato. Che fare? E qui è il delirio, perché bisogna ingegnerizzare una frana. E cosa facciamo? Un muro per tenere sulla frana? È troppo grande, non si può fare. Tagliarla a pezzi con la dinamite e farla crollare giù? E poi dividiamo la valle in due. La diga resta da una parte e il lago dall'altra. Sapete cosa vuol dire un lago senza via di sbocco? Vuol dire che l'acqua continuerà a salire, mangiandosi anche i paesi, non sarà governabile, ma soprattutto non ha più nessun significato un bacino idroelettrico, giusto? Che fa? A questo punto io trovo una leggera analogia con un tempo nel quale gli esseri umani, non le vittime inconsapevoli, ma un'intera comunità si rende conto di aver creato una situazione compromessa E deve decidere che fare. La storia del Vajont è una storia di ingegnerizzazione della natura. Fatale. Ma secondo voi abbiamo alternative a ingegnerizzare la natura in questo momento? Possiamo davvero permetterci di aspettare che faccia da sola? Quali infernali rischi dobbiamo correre ingegnerizzando la natura? Estremi. Ma abbiamo alternative? Forse tutta la storia di stasera ruota attorno al momento in cui si decide come affrontare un rischio di questo tipo. Dal punto di vista di un'azienda, se ho costruito un serbatoio e non lo posso usare, ho buttato via i schemi. Quindi che fare? E allora uno degli ingegneri propone un piano audace: costruire un bypass. Un che? Una galleria di sorpasso. No, è l'inglese. Dai. Che colleghi il dietro del lago con la diga, in maniera che se ci cade sopra la montagna, l'acqua possa essere governata lo stesso. È costosissima l'impresa. Gli operai sono andati a casa, c'è stata la ganzega. Vengono richiamati quelli di un'impresa del Comenico. Pensano di metterci 6 mesi a costruire la galleria di sorpasso. Nel frattempo hanno tolto l'acqua. La tengono a livello basso, perché in questo modo la montagna sta ferma. E Müller dice: se teniamo l'acqua bassa, la montagna non si muove, però la frana prima o poi cadrà. E allora come faremo? Uno degli ingegneri si chiama Pancini e propone un piano: svasi e invasi, cambiando il ritmo, rendendolo imprevedibile, in maniera da provocare il distacco della frana e mettere in sicurezza il lago.
Una volta fatto il bypass, togliamoci dai piedi il rischio della frana e questo viene approvato. Si chiama programma Pancini, di svasi in vasi. Pensano di cominciarlo nell'autunno successivo, ma gli operai sono talmente bravi che la galleria di sorpasso bypass la finiscono in 3 mesi soltanto. Scavano una galleria di sezione di un binario di una ferrovia. Sotto la montagna, sotto il monte Salta, dove la roccia è solida, là la costruiscono a una quota di sicurezza, a mezza costa del lago. E alla fine dell'estate si può cominciare a fare gli impatti. Chiedono le autorizzazioni l'allegra commissione di collaudo, la quale nicchia un po', ma poi concede e l'acqua comincia a salire. La fanno salire e scendere, cambiando il ritmo in modo da provocare la caduta della frana. Quello che accade invece è che la frana non si stacca più. Non casca nessun pezzo, ma la montagna cammina tutta insieme, a un ritmo variabile tra 1 e 3 centimetri al giorno. Questo ritmo cambia a seconda del livello dell'acqua. Quando tolgono l'acqua, la montagna di solito rallenta. Quando aumenta l'acqua, la montagna di solito accelera. Mentre è in corso questo lavoro sul serbatoio, l'ingegner Semenza ha deciso un'altra misura precauzionale. Com'è che si diceva? Modeling. Un modeling. Una prova sul modellino, affidato all'Università di Padova al professor Augusto Ghetti. Anche questo viene fatto per il Vajont, non è tradizione, non è mai stato fatto prima, per nessun impianto idroelettrico al mondo. Prima del Vajont la legge non prescriveva l'analisi geologica delle sponde dei serbatoi artificiali. Questo diventa regola scientifica dopo il Vajont. Il professor Ghetti costruisce il modello 3D di cemento. Lo fanno in un impianto della Sade, in località 9, tra Vittorio Veneto e il lago di Santa Croce. Lì viene costruito questo modellino del Vajont. La diga è alta circa mezzo metro, la forma del lago è disegnata ed è in cemento. C'è uno scivolo dove vengono fatti scivolare giù dei carichi di pietre del Piave, legate insieme da dei sacchi di juta, a volte trainate anche da un trattore per aumentare un po' la velocità. Ora, secondo voi, cosa manca alle pietre del Piave per riprodurre una frana di roccia? La compattezza! D'altra parte, tecnicamente, è impossibile smuovere una massa di cemento compatta. La ghiaia è un compromesso e il professor Ghetti, professore di idraulica, alla domanda del perché abbia usato quel sistema dice: ma io sono un idraulico, questo me l'hanno detto i geologi e dunque io riproduco un piano inclinato come mi è stato detto, a 40 gradi come la graspa. No, voi fate il caso. È uno dei piani presunti della frana, ma loro non lo sanno come è fatto il piano di scivolamento. Quando lo cercano con dei tubi piezometrici e non ci arrivano. E qui è anche questione di sfortuna. Su 3 tubi piezometrici, uno ci arriva e dà delle rilevazioni diverse dagli altri 2. Ma nella sperimentazione scientifica, se tu hai un dato incoerente su 3, tendi a scartarlo. Immaginate, 2 fori non arrivano alla frana e uno sì, perché in quel punto è meno spesso. Quindi la frana è profonda oltre 200 metri. Questo non arriveranno mai a capirlo. È quasi inconcepibile per loro. Però il professor Ghetti simula la caduta di una massa rocciosa a delle velocità che in realtà sarà 1/3 della velocità reale della frana del Vajont e con delle caratteristiche di caduta dei materiali che non corrispondono a quelle reali. Quando poi, in sede di perizie, i giudici cercheranno di rifare l'esperimento per capire se la frana era prevedibile, non troveranno in Italia nessun istituto universitario di geologia disposto a rifare un esperimento che getterebbe ombra e metterebbe in imbarazzo i colleghi patavini. Dunque i giudici saranno costretti a fare una rogatoria internazionale, fare l'esperimento in Francia. Un solo geologo dell'intero ordine dei geologi italiani accetterà di partecipare. Floriano Calvino, fratello di Italo, che avrà la carriera stroncata per questo. Ghetti consegna alla fine i risultati dei suoi esperimenti. 1 anno di lavoro. Ho fatto cadere la frana con diversi livelli nel serbatoio e posso concludere che se l'acqua del serbatoio si troverà almeno 22 metri sotto il coronamento della diga, anche il più disastroso evento di frana non provocherà danni né ai paesi sulle sponde né ai paesi oltre la diga.
cioè solleverà un'onda di 20 metri circa. E quindi, se i paesi sono più lontani e ci sono persone lì, siamo a posto. Attenzione però, che se l'acqua si trova anche di poco sopra quel livello, ogni aumento di metro dell'acqua, aumentando enormemente la massa dell'acqua negli ultimi metri, renderà l'effetto dell'impatto dell'onda incontrollabile, sia per i paesi sulle sponde che per gli abitati a valle. Ma nel suo modello non c'è Longarone. E quindi Getty chiede alla Sade: devo fare altri esperimenti inserendo anche l'abitato di Longarone per vedere le conseguenze dell'onda alla fuoriuscita della gola? No, grazie. Nell'autunno del 1961 muore Semenza. E muore avendo in mano questi risultati. Muore scrivendo delle lettere, interrogandosi sulla poca fortuna di questa ultima opera, sulla complessità delle cose, scrivendo frasi come: le cose sono più grandi di noi. Poi verranno interpretate come una resa mistica. Semenza aveva dimostrato non solo competenza tecnica, ma diligenza, cioè capacità di assumere in proprio le funzioni di un capitano della nave. Cini non chiedeva a Semenza, non c'era un CDA a contestare la spesa di un bypass. L'ingegnere poteva disporre di quella macchina industriale come se davvero le sue decisioni non dovessero essere contestate. Morto lui, a prendere il suo posto è un capocantiere, si chiama Biadene, era il suo vice. È un uomo di cantieri, non è un uomo di progetto, non è un uomo di relazioni. Non sa governare la rete di relazioni accademiche e tecniche messa in piedi dal suo predecessore. Da quando arriva Biadene, nessun geologo metterà più piede sul Vaillant. Pochi mesi dopo muore anche Dal Piazza per incidente stradale a 91 anni. L'altro che aveva dei dubbi sulla questione ormai non c'è più. Il giovane Edoardo Semenza non lavorerà più per la Sade. Gli unici geologi ad avere competenza sulle cose restano il professor Caloi dei sismografi e il geologo Penta della commissione statale, l'unico ottimista della situazione. Durante tutto quel tempo la diga è finita, l'acqua sale e scende, la frana si muove ma non si stacca più nessun pezzo. E poi arriva la frana, non quella del 9 ottobre del 63, arriva la frana dell'inizio del 1963. Si chiama nazionalizzazione dell'industria idroelettrica. È una cosa inimmaginabile oggi. C'è stato un momento in cui i monopoli sembravano vecchi. C'era un vento socialista con modelli di riferimento come la Svezia, dove era ingiusto che i cittadini di Venezia pagassero la bolletta diversa da quelli di Napoli. Insomma, un'area di autorità pubblica, di servizio pubblico. I monopoli non vogliono vendere le loro galline dalle uova d'oro, no? Ma gli succede la stessa roba dei contadini che avevano espropriato qualche anno prima. È una nemesi. Tu non vuoi vendere, ma devi vendere. Perché il nuovo mondo moderno non prevede più che sia monopolio la corrente elettrica, sarà servizio pubblico, così come i treni erano diventati dello Stato. Ma lo Stato si tiene i suoi monopoli. Per esempio il tabacco. Lo Stato si tiene il monopolio del tabacco e ha una relazione con i privati che vendono sigarette e si tengono la sua quota. Le benzine. Esiste ancora una sorta di monopolio dello Stato. Il vento che cambia. Ma la nazionalizzazione non pagherà così poco gli espropri. Non siamo in Nicaragua. Le idroelettriche vengono valutate sugli ultimi 3 mesi di valutazione azionaria. È il valore delle loro azioni che stabilirà quanto lo Stato gli dovrà dare. E poi che ne faranno? La SIP investe in un'altra cosa, i telefoni. La Sade e la Edison si metteranno insieme per creare una cosa chiamata Montedison. Enormi capitali liberi da investire in altre attività, ma non puoi più continuare a fare la corrente. È arrivata l'Enel. Cosa succede agli uffici tecnici? Tutti quelli che lavoravano per Cini adesso lavorano per l'Enel. Restano tutti al loro posto. E al Vaillant cosa cambia? Niente. Le prove d'invaso vanno avanti regolarmente. Le commissioni di collaudo vengono sollecitate a dare i pareri per far salire l'acqua. Per far cadere la frana? Non solo. Il Vaillant non è finito. Non è finito. La diga
è finita, da 2 anni. Vanno avanti a provare con l'acqua. Perché? Perché se non collaudi l'impianto alla quota fissata, perdi l'ultima tranche dei finanziamenti statali a fondo perduto, cioè la tranche più elevata. E dal momento che lo Stato, oltre ad aver pagato l'80% della costruzione, adesso si compra l'impianto totalmente, dal punto di vista della SADE arrivare al collaudo definitivo è piuttosto importante. Ma i tecnici responsabili di tutto questo, nell'interesse di chi stanno lavorando? Del vecchio padrone o del nuovo padrone? I tribunali su questo hanno spaccato il capello in 4 al processo sul Vajont. Mentre l'acqua continua a salire, la frana non si stacca, ma accelera. Durante l'estate del 1963 la velocità della frana aumenta progressivamente e la SADE chiede di arrivare a quota 715 sul livello del mare. Bastardi. Non è la quota definitiva. Dovrebbero arrivare a quota 722 per collaudare. Con la raccomandazione del professore di Padova nel cassetto che dice: non superate più quota 700. Perché così siete tranquilli. Ma 710 cos'è? È un trampolino per arrivare a quota 722? Io non lo so, so che chiedono quota 715, ma quando arrivano a 710, il 2 settembre del 63, il Vajont tira una stecca. Un terremoto forte, che si sente anche a Longarone e che provoca allarme nella popolazione. Guardate, la terra tremava spesso lassù, succedeva, ma il 2 settembre la scossa è fortissima. Il comune di Erto, dopo la scossa del 2 settembre, scrive: all'Enel Sade, al Genio Civile, alla Prefettura di Udine e al Ministero dei Lavori Pubblici. Constatato che la popolazione sta vivendo in apprensione e in allarme, considerato che altri queste cose minimizzano, ma che per la nostra gente questo comporta la sicurezza e la vita degli averi, questa amministrazione fa nuovamente presente le sue preoccupazioni e i propri dubbi sulla stabilità delle sponde del lago di Erto ed esige la sicurezza e la certezza che il Paese non vivrà nell'incubo del pericolo prossimo o remoto, che non subirà danni né dalle persone né dalle cose. Se poi, nominata certezza e sicurezza, codesto ente non può dare, come si può interpretare dal vostro telegramma? Un telegramma della SADE al sindaco di Erto, in cui si dice che, data persistenza noto stato di pericolo pubblico, questa amministrazione fa presente che non intende lasciare a repentaglio popolazioni e averi. Stando al proviamo, tentiamo, se la va. Ma esige certezza e sicurezza che digano rechi danno a paesi, persone e cose. E se tale sicurezza codesto ente non può dare, con atto formale si avverte codesto ente di togliere dal comune di Erto e Casso la causa di pericolo. Prima che succedano come in altri paesi danni irriparabili e non riparabili. Prima, mettere in tranquillità la popolazione di Erto e Casso. Dopo, mettere in attività il bacino del lago. Risposta dell'ingegner Biadene. senza entrare in merito delle affermazioni piuttosto azzardate del comune di Erto, osserviamo che il professor Caloi, direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, che ha installato i sismografi alla diga, e nominano la diga Carlo Semenza. La diga è intitolata all'ingegnere, questo fatto è sparito, non avendo più la diga una buona nomea. e sempre il professor Caloi ha esaminato i diagrammi relativi alla scossa del 18, del 10, del 2 settembre. E il professor Caloi dice: L'esame delle registrazioni ha condotto a queste conclusioni. L'epicentro è sulla destra del Piave, a 5 km a occidente di Longarone, la profondità ipocentrale nell'ordine di 2 km. Si tratta quindi di scosse tettoniche, senza legame con la frana superficiale a monte di Gavaiont. Rientra in pieno nella ripresa dell'attività sismica in Carnia degli ultimi 3 anni nelle zone montuose. Biadene aggiunge: tutto il serbatoio, quindi anche la sponda sotto l'abitato di Erto, è oggetto di controlli giornalieri e ogni 15 giorni mandiamo i rapporti al Genio Civile, al servizio diga, ai membri della commissione di collaudo. Sono 2 anni che l'allegra commissione di collaudo non sale più al Vajont. Hanno delegato i tecnici sul Vajont a fornire i rapporti. I rapporti vengono sempre dal sismografo di Caloi. Caloi legge i rapporti e dice che hanno origine tettonica e sono legate alla frana. Biadene ha cancellato dai rapporti ai lavori pubblici tutte le scosse più forti, minimizzando regolarmente, dicendo: stiamo seguendo il programma Pancini. È inevitabile che la montagna muovendosi provochi le scosse.
ma li governiamo noi, non allarmiamo la Commissione dei Lavori Pubblici. Le scosse di una certa ampiezza vengono regolarmente cancellate. Perché? Perché agitano. La commissione di collaudo delega alla SADE il lavoro sul controllore, sul controllato. Il 28 settembre decidono di togliere l'acqua, non pochi centimetri al giorno, è 70 centimetri al giorno, è una corsa per rientrare nella quota di sicurezza. Dunque la scossa del 2 settembre non è stata uguale a quella delle altre volte. Dunque sono allarmati. Dunque velocemente si toglie l'acqua per arrivare alla quota di sicurezza. La quota sicurezza è stata fatta con un esperimento su un modellino. Nella scienza tutto questo si chiama sistema isolato. Tutti gli scienziati che lavorano sul campo, in qualsiasi ambito e disciplina, fanno sempre la differenza tra le condizioni di laboratorio di un sistema isolato e quelle che sono le condizioni sul campo, dove le variabili non possono essere scartate ed escluse come avviene in laboratorio. E qual è una variabile in un ambiente aperto rispetto a una condizione di laboratorio? Facciamo un esempio tipo una cosetta detta pioggia. E il mese di settembre è estremamente piovoso. Ora domandiamoci, un pezzo di terra asciutto pesa come un pezzo di terra bagnata? L'ingegnere Pancini, responsabile del progetto Svasi Invasi, diventato capocantiere al Vaillant dopo che Biadene ne è diventato il direttore, parte per le ferie all'inizio di ottobre. Sono programmate da tempo, deve andare in America, è preoccupato e dice: se serve chiamatemi, torno. E Biadene incarica un altro ingegnere di sostituire Pancini. Gli ultimi giorni sono febbrili. Che cosa fa Biadene? Vuole avere un geologo dello Stato al Vaillant, vuole una consulenza. La frana sta accelerando giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni la velocità di spostamento è diventata di 15, 18, 20 centimetri al giorno. Le palline di segnalazione che demarcano la frana si muovono, sono illuminate per essere viste di notte. Il movimento è visibile a occhio nudo. Vengono fatti evacuare le ultime frazioni dei paesi che si trovano troppo vicino al lago e quelli che si trovano sulla zona che sta franando. Ordinanze di sgombero! Ma se non riesci a portare via le mucche, magari vai a dormire da un'altra parte, ma di giorno torni. Non è facile eseguire un'ordinanza di sgombero del tutto efficace, ma soprattutto per eseguire un'ordinanza di sgombero serve un'autorità. Esiste una profonda competenza tecnica che in una figura come Carlo Semenza si univa ad un'altra capacità che ho chiamato diligenza. È la stessa cosa che ha qualunque capitano di una nave, quella di assumersi fino in fondo la responsabilità di una decisione che va al di là della tua competenza tecnica, perché da quella tua decisione dipende tutta una serie complessa di cose. Ma Biadene non sembra avere la lucidità di un capitano di nave. Tant'è che insiste, chiamando gli avvocati della SADE per ottenere l'interessamento dei geologi. Il geologo di Stato è Penta e lui dice: non ho tempo, verrò al Vaillant, ma adesso sono indisposto. Di quanti geologi disponeva proprio a servizio lo Stato italiano nel 1963? 7. Sapete quanti erano i geologi in servizio nello Stato tedesco nel 1963? 3.000. E quanti negli Stati Uniti? 12.000. Il Regno Sabaudo aveva istituito il servizio geologico di Stato. 100 anni dopo non era stato attuato. Per questo il ricorso costante a professori universitari. E noi non abbiamo nulla in contrario a questo, ma tutto il genio civile dipendeva dal servizio dighe e i lavori pubblici dalle competenze incrociate dei servizi tecnici nei quali mancava una figura professionale organica. Dunque, un professore incaricato, che fa anche il professore universitario, può dire: ma io sono impegnato. E la risposta di Penta è: io vengo a titolo personale per farvi un favore come professionista, ma non potete chiamarmi come commissione di collaudo, perché io non posso venire da solo. Lo Stato non era in grado di ascoltare la richiesta di aiuto di Biadene. Il genio civile di Belluno ha un ingegnere che si chiama Violin, che verrà rinviato a giudizio, il quale candidamente dirà che io di dighe non me ne intendevo e non ero mai andato al Vaillant, perché la SADE non aveva bisogno di me. Le prefetture che vengono sollecitate, quella di Udine dal comune di Erto, non telegrafa alla prefettura di Belluno, da cui dipende il comune di Longarone. La montagna di informazioni bloccate, non circolanti, non condivise, non riguarda soltanto i responsabili tecnici, molto competenti come tecnici, ma sono sprovvisti di quella dote che ho chiamato prima diligenza. Non importa quanto sai del tuo mestiere se non hai questa dote, la diligenza, che si esprime impiegando tutto ciò che sai in relazione a quel che ti sta intorno. Implica una capacità di non sottovalutare il rischio, di tenere d'occhio quel che va al di là, ma soprattutto di prendere in considerazione, di immaginare
ciò che non è facilmente concepibile. Arriviamo all'ultimo giorno. Arriviamo all'ultimo giorno. Non piove più, è una bellissima giornata, si potrebbe anche andare in montagna sul Toc. Si sentirebbero le telefonate rovente tra i tecnici che sono al Vaionte, l'ingegner Pancini, l'ingegner Caruso, il geometra Rittermeier, che sarà l'unico a restare lì nel turno di notte, e Biadene a Venezia, che sta cercando di avere dall'avvocato Conte a Roma rassicurazioni sull'interesse della commissione di collaudo dei geologi. Pancini viene richiamato dall'America, si muovono in maniera confusa. Ci sono anche le leggende sulle centraliniste di Longarone che si intromettono ascoltando la telefonata tra questi. Il 9 ottobre del 63 a Praga è riunito il Comitato Internazionale Grandi Dighe, quello che era stato presieduto da Semenza nel passato. Tutti sanno già delle preoccupazioni del Vaillant, se ne parla, anche perché il professor von Terzaghi, il decano dei geomeccanici, ha scritto un articolo che sta provocando un polverone e dice: valli molto profonde dove sia avvenuto il franamento di antiche frane non sono adatte ad ospitare grandi invasi. E discutono tutto il giorno sulla raccomandazione che il professore ha dato. Alla fine della discussione il Comitato Internazionale Grandi Dighe convenne sull'inutilità di applicare l'informazione del professor Terzaghi, convinti della capacità dei costruttori di fronteggiare le difficoltà man mano che si presentasse. Quanto avvenne quella sera stessa, alle 22:39 al Vaillant, suona evidentemente come un monito a non prendere alla leggera quel consiglio. È una buona giornata a Longarone. Le ultime ore il geometra chiede all'ingegner Caruso di far chiudere le strade. È un prefetto che fa chiudere le strade, ma Caruso evidentemente ha l'autorità di chiamare il prefetto di Belluno, il prefetto di Udine, per far chiudere la strada della Valcellina, almeno la strada che da Erto scende a Longarone, quindi dalla parte friulana, mentre dalla parte veneta viene chiusa la strada statale di Alemagna. Al bivio di Tai di Cadore a Ponte nelle Alpi, i carabinieri chiudono la strada. Alto, non si passa. E con che motivazione? Non disturbare la frana. Non ne vedo altre. E perché non dici niente a chi abita a Longarone, scusa? Tutti parlano della frana. Da tempo. Ma i tecnici hanno le famiglie lì. Tutti vivono considerando un rischio che non corrisponde al rischio reale. È difficile vedere il rischio reale. Si comunicano l'uno con l'altro, quel sentimento rassicurante. Sì, succederà, ma intanto siamo qui, vedremo cosa che succede. È familiare questo sentimento. Tecnici della Sade quella sera dalla centrale di Soverzene partono in 2 macchine e salgono alla diga per veder cadere la frana. Si aspettano un'altra cosa. Le palline si inclinano a occhio nudo. Sono spaventati, ma l'ultimo giorno sono arrivati a quota 700, dunque sono convinti di esserci riusciti, di avercela fatta. È la presunzione che il modellino fornisca le risposte. Cosa non potevano sapere del modellino? Lo hanno scoperto anni dopo. La frana del Vaillant è una delle più studiate al mondo. Cosa c'è sotto gli strati di roccia del Toc? Argilla preistorica. L'argilla quando è secca niente, ma quando si bagna, quando piove, cosa diventa l'argilla? E ancora non riuscivano a spiegare come la frana avesse corso così tanto, finché sono riuscito a dimostrare che il peso della roccia ha fatto evaporare l'acqua dallo strato di argilla, come se la pentola a pressione avesse fischiato, un cuscino che ha azzerato l'attrito. Nessuna frana, nessun movimento franoso, per definizione, può essere rapido e improvviso. Alle 22:39, l'ultima bava di ragno che tiene unita la frana alla montagna si rompe. Per un attimo la frana resta lì, poi va, accelera da 0 a 90 km all'ora in meno di 6 secondi e arriva.
Carlo Onorini, parroco di Casso. Quella notte vede i santi, le Madonne, l'aurora boreale tutto insieme. Quando si rompono le linee dell'alta tensione, il parroco dice: Ho visto i lampi di tutti i colori del mondo. E ho visto i boschi. È un uomo ancora giovane, un cretino. E lui ha visto i boschi che correvano giù e ha sentito quel rumore che hanno sentito anche quelli che non hanno visto. È un rumore che non si può provare a raccontarlo, non si può fare. Sono migliaia di aerei che volano vicino al tuo orecchio, è un rombo spaventoso. Nel buio questo rombo non promette niente di buono. Il rumore finisce dentro un frastuono ancora più alto. La montagna schianta contro la sponda opposta. C'è un frammento della costa del Toc, si chiama Colle Isolato. È al centro delle due frane. Alla fine del fenomeno quel colle si troverà 150 metri più in alto di dove è partito, perché l'onda ha fatto un movimento circolare. Lì la valle era piena d'acqua. L'acqua sale, una colonna. L'acqua non ci sta più e la colonna è alta 450 metri. E arriva su, una volta e mezza, il paese di Casso. Le maestre che dormivano lì nel sottotetto della scuola racconteranno che venivano giù sassi spaventosi. Ma a Casso non muore nessuno. L'onda si divide in due e spazza le frazioni di Erto, quelle basse. L'altra mezza onda va giù, passa sopra la diga. Sono 25 milioni di cubi. Raschiano la gola del Vaillant. Ci mettono 2 minuti ad arrivare al fondo. A Longarone c'è la gente. Tanta. Longarone è chiamata Piccola Milano. E a Longarone quella sera c'è la partita. È mercoledì di Coppa. Quella sera i bar sono pieni. E all'improvviso va via la luce. Sarà temporale, tuoni. Cos'è sto rumore forte? Ma è sereno. E si vedono i lampi sopra la diga del Vaillant. Sono le 22:41. 2 minuti impiega l'acqua a far la gola del Vaillant. Ma non è notte fonda, è sera tardi. La partita è ancora in corso, ma qualcuno è già a letto. Si sveglia, esce in strada, non c'è niente. È tutto buio il paese. E poi arriva il vento. Strano. Vento. Vi è mai capitato di sentire la prima raffica di vento? Prima niente, poi arriva la raffica, ma poi, di solito, finisce. E se non finisce? E se aumenta? Allora non è vento. E se porta puzza di marcio, e il rumore aumenta, e il vento che aumenta, e quella è la diga! Dove vai? Corri, fa, brida! No! Dipende quanto vicino sei a un posto più in alto di dove arriva lei, che quando esce dalla gola, prima dell'acqua, è l'aria. Come fai a contare i morti se la maggior parte dei corpi sono stati distrutti da un fallout nucleare? Un colpo di vento con l'energia di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Non ci sono molecole. Litighi per avere qualcosa in una bara. Se non hai niente, la metti giù vuota. E dopo il vento arriva l'acqua. Formerà un buco profondo 80 metri nel Piave, dove cade la cascata. Un lago. E lì l'onda si divide in 2. Porta i sassi a mitragliare le case davanti, a rincorrere quelli che stanno correndo in salita per salvarsi, a risalire controcorrente. Mezza onda prende già la direzione del Piave. A Ponte nelle Alpi l'onda è alta ancora 12 metri. A Belluno 10 metri. Arriva a Ponte della Priola, laggiù in fondo, ed è ancora alta 6 metri. Porta animali e umani sui rami degli alberi lungo le sponde. E la gente viene a vendemmiare, come se quello fosse o sia stato il più grande funerale dopo Caporetto e che mai abbia attraversato questa terra. Andate lì, adesso. Ogni estate ci sono almeno 1000 persone al giorno che vanno a vedere il Vaillant. Tina Merlin già nell'83, quando scrive il suo libro, dice: il Vaillant è diventato un luogo turistico, dove la gente va con curiosità, con pietà, ma mai con ribellione. Oggi sulla frana c'è una strada, una cappella, 2 ristoranti, le visite guidate, una palestra di roccia, un distributore,
una zona industriale, artigianale, un parco giochi. Sulle guide turistiche Erto è indicata come tipico paese rimasto congelato, è una specie di Eboli. Anche a Erto si è fermato Cristo. Che oggi abbiamo un'altra idea della montagna. Oggi questo mondo rapido, che sembrava la terra promessa, ci attrae meno di quel luogo fossile che non valeva niente prima, del vuoto a perdere. È completamente cambiato lo sguardo sulle cose. Non so se sia per la pancia gonfia, ma io non sputo sul piatto dove mangiano, non sputo sui turisti. La vita ha il suo diritto di riprendersi quello spazio, ha tutto il diritto di farlo, però attenzione, quella è la dimostrazione che non esiste nessun mondo in equilibrio, un equilibrio ideale che abbiamo rotto. Ogni equilibrio è precario, in ogni condizione. È un mito quello della natura incontaminata, della montagna incontaminata. Così come era un mito il progresso prima. Ma non puoi aspettare di andare a sbattere per toglierti i miti che ti fasciano gli occhi. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Lo sappiamo. Lo sappiamo. Ma quanto vale un metro cubo d'acqua? Ma quanto vale un metro cubo d'acqua? Ancora no. Ancora no. Ma dobbiamo metterci d'accordo? I segni della tragedia che ci sta arrivando addosso di un mondo senza acqua ci sono tutti. Dobbiamo sfangarla. Anche i serbatoi delle dighe vanno sfangati, come i terreni alluvionati, come le case e le strade allagate. Bisogna mettere le mani nel fango. Dobbiamo immaginare che alluvioni e siccità stanno insieme, anche se pare inconcepibile. Questa è la sfida. Dipendono in ugual modo dalla fabbrica del mondo, da tutto ciò che noi facciamo. Bisogna anche fare un lavoro da ingegneri. Però non si può pensare di gestire le cose come in un laboratorio. Non è solo questione di tecnica. Ingegnerizzare la natura è rischioso, però dobbiamo farlo. E come? Serve diligenza. Non dobbiamo sottovalutare i segni della tragedia, perché è come se fossimo davanti a un'altra gigantesca frana. E nessuna frana, nessun movimento franoso per definizione può essere rapido e improvviso. Quanti mondi sono stati spazzati via nell'arco di questa storia? Ma non solo della frana. Quante visioni del mondo si sono sostituite in fretta. Siamo così sicuri che quella che c'è sia durevole? Tina Merlin, come si costruisce una catastrofe? 30 anni fa si raccontava questa storia, per dare giustizia a chi non l'aveva avuta. Ma adesso che del Vajont c'è tutto su YouTube, ditemelo voi, che senso ha raccontarlo ancora? Ha senso per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tutte le persone che amiamo. E allora adesso quello che io voglio è che ognuno di voi, sottovoce, cominci a pronunciare i nomi di quelle persone, delle persone che amate, dei vostri fratelli, delle vostre sorelle, dei vostri figli, dei vostri nipoti, tutti i nomi per cui volete che non esista più un altro Vajont. Ripeteteli questi nomi. Capite per chi lo state facendo.